chiudiamo la manifestazione, la conferenza per unirci ai lavoratori. Vorremmo solo concludere che questi fatti di cui ci ha parlato il professore Mirto, dal punto di vista artistico, spiegano e forse aprono una nuova ipotesi su una inspiegabile affinità fra la città di Messina e Randazzo, e questa affinità è collegata ad Antonello da Messina. Tutti gli autori critici d'arte hanno sempre sottolineato come i quadri di Antonello e anche alcuni riferimenti addirittura che sia nato addirittura a Randazzo adesso hanno un collegamento preciso con questo fatto che ci ha raccontato il professore Mirto. Praticamente la popolazione di Messina 100 anni prima della nascita di Antonello fu portata tutta a Randazzo, quindi si è creato un gemellaggio, un'affinità con questa città che ha prodotto una serie di commissioni di tutti questi paesi attorno a Randazzo di opere di Antonello, che sono conservate nelle chiese, che sono conservate negli stendardi. Hanno ordinato molti stendardi. Il comune di Randazzo ha lo stendardo fatto da Antonello da Messina. Questo aveva sempre fatto pensare che fosse lui di Randazzo, invece al contrario, la popolazione di Messina è andata a Randazzo e si è creata questa affinità fra le due popolazioni. Va bene, grazie a tutti per essere intervenuti. Sospendiamo il convegno e diamo la parola a Totò Castro, che vuole salutare i convegnisti. Io voglio ringraziare dal profondo del mio cuore il professore Corrado Mirto, presidente nazionale del Fronte Nazionale Siciliano, e il segretario nazionale del Fronte Nazionale Siciliano, il dottore Giuseppe Scianò, per essere venuti a Messina. Chi è siciliano veramente ama questa città e lotta per il bene di questa città, perché questa città è il simbolo, è il cuore pulsante di questo nostro arcipelago. Abbiamo il diritto morale e civile di difendere con le unghie gli interessi della città di Messina, perché Messina è la Sicilia e noi non possiamo essere inermi dagli attacchi giornalieri che vogliono impedire la rinascita della città, e chiediamo alla popolazione di unirsi al Fronte Nazionale Siciliano, che fa gli interessi del popolo siciliano. Grazie. Grazie a Totò Castro, che ci fa sempre commuovere con i suoi interventi. Grazie.